Amici ben ritrovati, oggi vi vogliamo raccontare la porta di Sant'Eusebio e il bastione della Pusterla. Dietro la chiesa di San Pietro in Oliveto è possibile vedere i ruderi di una porta cittadina, la porta di Sant'Eusebio, che fu abbattuta nel 1517. Pensate, risale addirittura all'epoca romana e faceva parte delle mura che ancora oggi sono visibili salendo i tornanti di via Brigida Avogadro in auto. Sono anche visibili le tracce dell'antico acquedotto romano che serviva al centro di Brixia partendo da Lumezzane, nonché i resti di una torre di epoca augustea. Fino al 1516-1517 il Colle Cidneo era collegato alla Maddalena con una sella di roccia e terreno che venne tagliata dai veneziani con lunghi e faticosi lavori per permettere una miglior difesa della città. In questo punto, verso la fine del Cinquecento, venne costruito l'ultimo dei bastioni del castello, il bastione della Pusterla, così chiamato perché postierla era la porta d'accesso posteriore delle mura di una città o di una fortezza. Sulle pendici del Colle Cidneo, nella zona della Pusterla, c'è il vigneto urbano più grande del mondo. Ah, che posto incantevole anche questo! E qui, pure qui, i burlo miasò, i per dai pom. Fermi dove siete! I burlo miasò, i per dai pom. Anche noi non cadiamo, però scendiamo. Se vogliamo chiedere sta cosa. Don Matteo, ma che Don Matteo? No, avete venuto in bicicletta qua, ragazzi, ormai il prete in bicicletta è Don Matteo. Sì, sì. Non Andrea invece, da Ospitaletto nativo, però non sei... Sono qua in città alle Sante Capitanie Gerosa. Sì. Sei venuto in bicicletta quindi da... Da comodo, dai. San Polo è veloce. Veloce, poi siamo ecologici, bravo. Senti Don Andrea, i burlo miasò, i per dai pom, che significato ha secondo te? Allora, letteralmente dovrebbe essere non cadono le pere dall'albero del melo. Bene, e questo è fatto, perché altrimenti Ospitaletto ti avrebbero tolto la cittadinanza se non sapevi rispondere. E poi, vabbè, il significato qual è? Allora, in italiano c'è un detto che ci assomiglia, il frutto non cade lontano dall'albero, che significa che i figli assomigliano pressappoco ai genitori, negli atteggiamenti e nel modo di fare. Cioè che non cadono le pere Dall'albero dei pom. delle mele. Che sta a significare cosa? Burlo miasò, i per dai pom. Cosa vuol dire? Che significato ha secondo te questo? Allora, Si altea, è brava, è bella, è buona perché c'è Cristina che gli insegna bene, che i genitori sono bravi. sono due alberi o di pero o di mele, bene. Non cadono le mele dall'albero non cadono i pomi. I per dai pom. Aspetta, burla mio so, cioè non cadono le pere dai pomi. Dall'albero delle mele. Cioè? Cadono dai peri. I burla maisò, i per dai pom. Che significa? Vuol dire che ogni pianta dà il suo frutto e non può trovare frutti su piante diverse. Lei è un po' un contadino? No, però Un agronomo? neanche. La bimba si chiama Anna. Anna è bellissima ed è brescianissima. Poi qui c'è Chiara che è da Mosca. Però di origini spagnole. Ecco pure, vedi che ancora va a renderla ancora più difficile, quindi moscovita con origini spagnole. E la signora Blanca invece? Ecuador, della città di Santo Domingo de los Colorados. Olè, pam 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 parabam. Bene, allora, mo chi interroghi dovrei interrogare sul dialetto. I burlo miasò, i per dai pom. Vediamo se pure sulla Piazza Rossa usano questo detto. I burlo miasò, i per dai pom. Burla vuol dire presa in giro, non è su, non è giù, no? E per dai pom e per... non lo so. Somiglia a me. Allora, amici, i burlo miasò, i per dai pom. Le pere non cadono dall'albero delle mele, ma cadono dall'albero ovviamente delle pere. Insomma, i figli spesso sono la fotocopia dei genitori. Grazie, appuntamento alla prossima!